È recuperata da Antonio Tagliapietra, finta, si porta libero, richignata in spaccata. Vinto, dice niente, 46 secondi, no prendere il gol adesso, e no, la palla supera la porta, rimane lì. Sporca la palla, Lopez, possono ripartire, potenziale 3 contro 2, torna anche Pommi, Volpe, bomba di Lopez, non riesce a leggerla, Tagliapietra dall'altezza del dischetto, Lopez segna il gol che sblocca il risultato. Peccato, Lopez, c'è il gol. Lopez coglie Duhalde da solo e dopo aver sbagliato una ghiotta occasione nella ripartenza, Breganze viene punita e va sotto di 2 gol. Scivola Bozzetto, riesce a difendere la palla, no, riparte Breganze, Agostini in mezzo, Agostini, gol! E c'è il gol di Pietro Agostini, il nostro capitano, accorcia le distanze, Pietro Agostini, Agostini Pietro, nulla può il portierone Ignata, che poi rimette in mezzo, fuori, Duhalde da fuori, dove l'ha messa, signori, una bomba dalla 3/4, finisce nel 7 e butta subito una secchiata d'acqua sulle fiamme appena accese da Pietro Agostini. Una parte all'altra dove i gol si fanno in frazioni di secondo, come questo di Pietro Agostini che subito la rimette in discussione. Pietro, l'uomo partita di Breganze, non fa neanche in tempo, altri 20 secondi, signori. 3 gol in un minuto, cosa stiamo vedendo? Tagliapietra, visto che Giovanni gli ha detto attenzione, Lopez la vuole finire qua e qua la finisce. Era partito cattivo, lo avevo visto, e questa sa di sentenza sulla partita.